territori della DOCG, dove i produttori vogliono cancellare il nome Prosecco dalle etichette. Dietro, dicono, lo scontro tra coltivazioni di pianura e collina. Per il presidente Zaia, mossa controproducente. Motociclista di 39 anni finisce prima contro la macchina che lo precede, poi viene travolto dal bus che arriva dall'altra direzione. Morto un 39enne originario del Trentino. Primo giorno di scuola in Veneto per migliaia di studenti. Da Bassano a Treviso l'emozione della prima campanella. A Conegliano protesta in strada degli studenti dell'ITIS Galilei che denunciano cade a pezzi. La crisi, Wambao ACC, i vertici dell'azienda messi con spalle al muro dal Consiglio di sorveglianza. Entro fine mese il tavolo governativo al Mise. Per 6 mesi è riuscito ad agire indisturbato. Ora la polizia ha arrestato a Mestre un abilissimo ladro seriale, centinaia i furti tra gennaio e giugno. I carabinieri hanno ritrovato in Umbria una statua della Madonna rubata in una chiesa di Campagna Lupia nel 66, valore quasi €500.000. Una persona è stata denunciata per ricettazione. 18 anni fa l'attacco terroristico alle Torri Gemelle di New York. Alla commemorazione di Padova presente il console generale degli Stati Uniti che ammonisce la politica non fomenti l'odio. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antenna 3, edizione regionale dei nostri telegiornali. In apertura parliamo di Prosecco perché monta la polemica dalle colline tra Conegliano e Valdobbiadene sull'uso inflazionato del nome che identifica il vino attualmente più esportato al mondo. Divario di produzione e prezzo di vendita starebbero innescando una vera e propria guerra tra produttori di collina e di pianura. Non è nemmeno partita la vendemmia sulle colline tra Conegliano e Valdobbiadene che già monta la polemica sul Prosecco per questo 2019, o meglio sull'utilizzo del termine Prosecco, che già 2 aziende, ma molte sarebbero già in procinto di seguirle, hanno deciso di togliere dalle loro etichette, lasciando solo l'indicazione del territorio di produzione. Perché altrimenti il nostro territorio andrebbe inglobato, diciamo, in quello che è il sistema purtroppo Prosecco, che è diventato più un affare di marketing o comunque una cosa un po' di massa e che va un po' a svalorizzare in questo senso l'area Prosecco in genere, insomma. E che non sia un caso isolato lo conferma anche uno dei sindaci al centro del territorio, oggi patrimonio UNESCO. C'è un malessere generale, un malessere anche legittimo se si vuole, perché ovviamente basti guardare e basti conoscere quella che è la realtà collinare rispetto alla realtà di pianura e quindi ci si risponde quasi in automatico. Dopo il divario tra costi di produzione e prezzo di vendita, con bottiglie marchiate Prosecco sugli scaffali a €2, che se fanno comunque guadagnare chi coltiva glere in pianura, mettono in seria difficoltà chi deve far quadrare i bilanci in collina. Ne sa qualcosa Luciano Merlo, che da anni cura la contabilità di gran parte di quelli che vengono definiti gli eroi del Prosecco. Ecco, quello che mi fa rabbrividire è che all'estero vedo le bottiglie pagate 30, 50 euro o $50 e poi qui sento che a €2, €3 vendono la bottiglia. Ecco, quella bottiglia va tolto il nome Prosecco, e Prosecco va qualificato anche nel prezzo perché lo merita tutto. In molti chiamano in causa i consorzi, poco incisivi sulla tutela dei territori, col risultato di aver innescato quella che sta diventando una guerra del Prosecco tra pianura e collina. Sta il consorzio, che ha tutte le potenzialità e le competenze per farlo e lo ha già fatto, continuare nella politica di promuovere il territorio, soprattutto oggi che è anche territorio dell'UNESCO. Per questo dagli amministratori parte la richiesta al governatore Zaia perché riprenda le file di un settore che rischia di sfilacciarsi con inevitabili e soprattutto negative ricadute economiche. Un coordinamento e che si vada uniti, perché questa è una decisione, è una scelta, è una problematica che sta uscendo adesso e che si sta affrontando, però ovviamente bisogna affrontarla assieme. E proprio su questo tema è intervenuto ieri sera a 20:10 il governatore Luca Zaia, convinto che non sia una buona idea cancellare un nome che identifica un territorio ben preciso. Personalmente penso che sia regalare mercato ad altri. È partito da questo concetto il governatore del Veneto Luca Zaia ieri sera a 20:10
per affrontare il tema del nome Prosecco che 2 aziende hanno cancellato dalle loro bottiglie. Un nome che l'allora ministro alle politiche agricole Zaia ha tutelato definendone il territorio per evitare possibili concorrenze, soprattutto estere. Il decreto ha permesso ai trevigiani e friulani di utilizzare in esclusiva il nome Prosecco. Se non si faceva il decreto, il nome Prosecco lo utilizzavano tutti. Ecco perché il nome non va sminuito, semmai, sottolinea il governatore, va rafforzato in un'azione coordinata che coinvolga tutti i territori tenendo conto delle loro specificità. Perché, ha sottolineato Zaia, di fatto non conviene fare le corse in solitaria ripartendo da zero. Cosa accadrà? Accadrà che nei mercati internazionali chi si compra una bottiglia di Prosecco non è un tecnico esperto in denominazioni e andrà a comprarsi una bottiglia dove c'è scritto Prosecco. Se tu lo togli da un contingente di bottiglie, finirà che chi ha un brand forte vende comunque il suo brand, tutti gli altri rincorreranno i mercati e diventerà un vino frizzante come gli altri, ma non per sminuirlo, perché è un vino di altissima qualità quello della DOCG, ma se ci togli la parola Prosecco ho l'impressione che il canadese che va a comprarselo piuttosto che il giapponese, a meno che non ci sia qualcuno che ci butta lì centinaia di milioni di euro di promozione, certo, fatta ad altissimi livelli, dove dice questa è la nuova denominazione, però capite che prima di acquisire mercati con questa modalità passano mesi, passano anni. E ora veniamo a un altro tema molto dibattuto, la modifica delle regole per l'accesso agli alloggi ATER. L'assessore regionale sociale Manuela Lanzarin ha fatto il punto ai nostri microfoni del lavoro di correzione delle nuove norme che si sta portando avanti. È previsto entro la fine del mese il termine del lavoro di limatura del nuovo regolamento per la concessione delle case ATER, atteso dagli inquilini che si ritengono penalizzati e voluto fortemente dalle stesse istituzioni, comuni e regioni, per evitare contraccolpi alle fasce più deboli, primi tra tutti gli anziani. I 7 gruppi delle ATER stanno lavorando, stanno raccogliendo i casi, stanno predisponendo delle proposte, penso che attorno al 20-25 di settembre avremo queste proposte e poi noi le dovremmo tramutare in provvedimenti appunto per andare incontro, l'abbiamo sempre detto, alla tutela delle persone più fragili. Pensiamo agli anziani, ai disabili e quindi a quelle persone insomma, che sono all'interno di queste strutture e che hanno anche messo via qualcosa per la vecchiaia, per la casa di riposo oppure per avere più serenità e affrontare quella che è appunto la vecchiaia. I casi in cui a fare la differenza e qualche migliaio di euro verranno dunque salvaguardati, ma la ricognizione effettuata dalla Regione con l'entrata in vigore delle nuove regole ha fatto emergere anche situazioni molto diverse e Lanzarin lo ribadisce. Noi abbiamo trovato casi di persone con 300, 400, 500, 700 mila euro in banca e io credo che queste persone non hanno neanche il diritto di protestare, dovrebbero avere la dignità di dire no, noi abbiamo capito, ne abbiamo approfittato finora e adesso riconsegniamo l'alloggio a chi ne ha bisogno. E ora la tragedia che si è verificata nel Veronese, un uomo è morto dopo essersi scontrato con la sua moto prima contro un'auto, poi è finito addosso a un bus che proveniva nel senso opposto. L'incidente è avvenuto in località Madonnina, le cause del drammatico incidente sono al vaglio della polizia stradale, l'incidente ha bloccato per qualche tempo la viabilità sulla Gardesana orientale, la vittima è un 39enne residente nel luogo ma originario del Trentino Alto Adige. Veniamo ora all'economia, al caso della crisi Wambao ACC, vertici dell'azienda messi con le spalle al muro dal Consiglio di sorveglianza socio istituzionale nato per vigilare sulla gestione dello stabilimento di Mel acquisito dalla Società della Repubblica Popolare Cinese. Entro fine mese al Ministero la riunione del tavolo governativo. Se intendono restare saranno aiutati a farlo. Se non vogliono fermarsi saranno impediti dall'andarsene, laddove questo, come credo, realizzi inadempimenti seri al sistema contrattuale che è stato attivato al momento del loro ingresso in Italia. Questa è una terra che dà grande ospitalità a chi voglia investire in essa, ma può essere molto severa e durissima da piegare se qualcuno non la rispetta. È Maurizio Castro, commissario straordinario ACC, a indicare la strada, l'unica percorribile per il salvataggio dello storico stabilimento che produce compressori per elettrodomestici. Le sue parole sono un out-out al management cinese che poco meno di 5 anni fa ha acquisito la fabbrica di Mel. Stamattina nel Palazzo delle Contesse i componenti del Consiglio di sorveglianza di ACC si sono incontrati vis-à-vis con il numero 1 di Wambao, Mr. Hu, e il colloquio non è stato rosa e fiori. Al tavolo i rappresentanti
socio-istituzionali che hanno accompagnato il percorso dell'amministrazione straordinaria. Qui si tratta di un problema diplomatico. Io chiedo che il governo si attivi nei confronti della Cina Stato, della Cina potere politico, perché qui c'è una violazione di questo tipo di accordi. E questi accordi saranno fatti valere al Mise. L'incontro, per il quale si è già attivato il neoministro Federico D'Inca, potrebbe essere programmato per la fine di settembre. Una mobilitazione ai massimi livelli, perché la crisi di Wanbao ACC è una bomba sociale. Sì, una bomba sociale, un dramma territoriale dalle dimensioni immane, nel senso che abbiamo una occupazione di circa 300 persone, ma oltre a queste 300 persone ci sono 300 famiglie, e dobbiamo pensare che c'è tutto comunque una serie di aziende e imprese che hanno un indotto, che sono legate a questo importante stabilimento. E oggi è stato, come nel resto d'Italia, il primo giorno di scuola nella nostra regione. Allora, in questo volo tra le varie esperienze partiamo da Bassano del Grappa, dove il primo giorno di scuola ha riguardato 12.000 studenti che frequentano le scuole del territorio. Sentiamo. Siamo pronti, ansiosi ma pronti. Emozionate? Sì, tanto. Spero di andare bene a scuola e divertirmi tanto con i miei amici. Confessa, hai studiato quest'estate, ti sei preparato per le medie? In realtà non tanto. Ho studiato, però le medie sono molto più difficili delle elementari e quindi punterò a fare il meglio di me. Le emozioni e le paure sono quelle di sempre, così come purtroppo i problemi che accompagnano l'avvio anche di questo nuovo anno scolastico. Centinaia le cattedre ancora vuote nell'intera provincia, le difficoltà nei trasporti pubblici, il tema dei bambini non vaccinati, sono 826 quelli dell'ULSS 7 che non potranno entrare negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia. A Bassano abbiamo 12.000 studenti, dei quali 8.000 alle superiori, ovviamente perché arrivano da tutto il territorio, e quindi è un numero molto consistente da gestire a livello di trasporti e ovviamente a livello anche di strutture. Numeri importanti, certo. D'altro canto ricordiamo che con i suoi 2.300 iscritti il liceo bassanese Brocchi è quello che ha più studenti di tutto il Veneto. Qui siamo alla scuola media Fraccaro di Bassano del Grappa. Ecco la cerimonia di apertura dell'anno scolastico con il benvenuto ai ragazzi che iniziano la prima. Ci sono le autorità per i saluti e un lungo tricolore che si muove mosso dall'aria settembrina che raccoglie le note dell'inno di Mameli. Parte con un dialogo sereno, con un lavoro importante da parte dell'amministrazione rispetto alla salute dei plessi scolastici, delle strutture scolastiche, e parte con l'impegno di voler sistemare, e già in parte è stato sistemato, quanto abbiamo trovato quando ci siamo insediati. Per quanto riguarda proprio gli edifici scolastici, novità alla scuola elementare Mazzini, dove la mensa verrà spostata nei locali dell'Informa Giovani, che traslocherà a sua volta in piazzetta Guadagnin. E chiudiamo questo nostro viaggio con loro, con i ragazzi e i buoni propositi per il nuovo anno scolastico. Sono di andare bene, essere sempre contento anche pur andando a scuola, e spero di convivere questa esperienza con i miei migliori amici. Mai arrendersi, puntare sempre avanti, e se sbagli riprovaci, perché gli errori ti possono anche aiutare. Prendere buoni voti, comportarsi bene con gli insegnanti e comportarsi bene a scuola, e mai arrendersi e non mollare mai. Ben diverso invece il primo giorno di scuola degli studenti dell'ITIS Galilei di Conegliano. Siamo nel Trevigiano, scesi in strada per protestare contro lo stato in cui versa l'edificio in cui devono studiare. Abbiamo deciso di non invadere la carreggiata della strada statale Pontebana perché siamo responsabili e non vogliamo andare contro quelle che sono le indicazioni delle autorità. Chiediamo meno parole e più fatti, chiediamo un po' di serietà, un po' di assunzione di responsabilità. Si mettano nelle condizioni di sicurezza previste dalla normativa. Abbiamo bisogno di avere una scuola che sia completamente percorribile ed efficiente. Non molliamo assolutamente, noi vogliamo che i ragazzi siano in sicurezza.
E ora veniamo alla cronaca. Per 6 mesi è riuscito ad agire indisturbato, ora la polizia ha arrestato un abilissimo ladro seriale, centinaia i furti messi a segno tra gennaio e giugno. Apriva le porte blindate delle abitazioni con una semplice tessera di plastica, entrava e prendeva quanto possibile. Poi, come se nulla fosse, si allontanava facendo perdere le proprie tracce. 100 i furti denunciati tra Mestre, Marghera e Spinea da gennaio a giugno, consumati nelle ore notturne ma anche di giorno quando gli appartamenti erano vuoti. Gli agenti del commissariato di polizia di Mestre hanno arrestato un abilissimo ladro seriale georgiano classe 1977 senza fissa dimora. La tecnica era sempre la stessa. Riusciva a entrare all'interno delle abitazioni senza necessariamente che forzare la serratura e rubando quello che si trovava di fronte nella prima stanza, dove normalmente è d'abitudine lasciare il portafoglio, le chiavi della macchina, alcuni gioielli, effetti personali che uno si tira fuori dalla tasca non appena arriva in casa. Il 42enne era abilissimo a non lasciare tracce, indossava un guanto e spesso un asciugamano intorno al collo, ma non solo. L'attività è stata particolarmente impegnativa appunto perché lui si muoveva spessissimo in macchina piuttosto che in bicicletta e faceva numerosissimi giri. In una circostanza l'abbiamo seguito da Mestre a Marghera a Padova e poi di nuovo a Marghera senza che lui mai si fermasse. Era sicuramente un professionista nel suo campo e questo lo attesta anche il fatto che in diverse circostanze gli stessi padroni di casa non hanno rilevato forzature nelle stesse serrature. Grazie al contributo delle vittime anche di alcune telecamere interne alle abitazioni è stato possibile prenderlo. I furti attribuiti con certezza sono 14, ma gli elementi a disposizione fanno pensare ce ne siano altri. Ecco perché la polizia lancia un appello. Di essere assolutamente sempre fiduciosi nelle forze dell'ordine e di denunciare continuamente i fatti di reato come questi, perché poi quando arriviamo a trovare i responsabili abbiamo la possibilità di ricostruire l'intera trama di attività delittuose che sono state fatte e quindi attribuire ai soggetti responsabili ulteriori e più importanti responsabilità. In tutto il ladro avrebbe accumulato una refurtiva per decine di migliaia di euro tra contanti preziosi e prelievi effettuati con carte di credito rubate. Molta l'ha venduta, una parte, 1.500 euro, è stata recuperata durante la perquisizione nell'abitazione in cui viveva con la fidanzata a Marghera. E i carabinieri invece hanno ritrovato in Umbria una statua della Madonna risalente al 1300 che era stata rubata in una chiesa di Campagna Luppia nel 1966. Il valore sfiora il $500.000 di euro. Una persona è stata denunciata per ricettazione. L'hanno ritrovata in Umbria e ora, dopo più di 50 anni di assenza, sta per tornare finalmente a casa. Questa statua in legno policromo e oro del XIV secolo, raffigurante la Madonna Addolorata, fu trafugata tra il 15 ed il 17 agosto del 1966 dalla chiesa di Santa Maria di Lugo a Campagna Luppia. Certo il suo valore storico, artistico, culturale e soprattutto religioso è inestimabile, tuttavia un valore di mercato inevitabilmente c'è e non di poco conto, circa 450.000 euro. Quella dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia è stata un'indagine mirata sul mercato antiquariale che ha portato alla perquisizione nella casa di un professionista del settore di Orvieto. Dopo mesi di attività di indagine abbiamo individuato questa persona all'interno della quale abbiamo ritrovato, oltre a questa scultura, altro materiale di natura liturgica pronto ad essere ricettato. Lui si è blindato in un silenzio dovuto probabilmente a nascondere qualcosa, quindi chiaramente è stato denunciato per ricettazione. La scultura è stata ritrovata in buone condizioni e è stato necessario solo un piccolo intervento di restauro disposto dalla soprintendenza. Cosa sia successo in questi anni però rimane un mistero. Mancano i passaggi di mano, anche se dalla documentazione che noi siamo riusciti a prendere nell'arco di queste perquisizioni abbiamo individuato senza dubbio che la stessa è passata di mano in mano diverse volte anche in giro per l'Italia. Crediamo anche che la stessa abbia avuto anche delle apparizioni all'estero, perché all'estero questo tipo di opere sono molto appetibili, soprattutto l'aspetto liturgico e di culto è molto apprezzato all'estero. A Lugo di Campagna Luppia sono pronti ad accogliere coi dovuti festeggiamenti il ritorno della loro statua. Il parroco è stato avvisato direttamente dai carabinieri.
nessuno più aveva la speranza di poter riavere questa statua, che oltre il pregio artistico ha proprio il pregio della fede per il nostro territorio, tant'è che il Vescovo nel 1700 dice che è molto venerata e che è anche un'immagine miracolosa, per cui tutti i nostri avi hanno pregato davanti a questa immagine, quindi per noi ha un'importanza sia storica, artistica, ma soprattutto legata alla fede e alla spiritualità di queste terre. Ora ci fermiamo per qualche istante, ma rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3 per darvi gli aggiornamenti, anche se non ci sono ancora esiti delle ricerche in mare del giovane padovano scomparso da domenica a Pantelleria. Ancora nessuna notizia di Federico Merlo, il 22enne sparito a Pantelleria durante un'escursione in canoa. Le ricerche si sono ora spostate dalla costa al largo, impegnando i sommozzatori, l'elicottero e le imbarcazioni della Capitaneria di Porto. Sono più di 20 gli uomini impiegati nelle ricerche via terra e via mare, con pompieri, protezione civile e carabinieri, insieme alle 2 motovedette della Guardia Costiera, che da domenica hanno scandagliato scogli e insenature. Sono state controllate anche le liste dei passeggeri partiti con le navi dall'isola, ma l'esito è negativo, fanno sapere dalla Capitaneria di Porto di Pantelleria. Le ricerche dunque non si fermano e continuano anche oggi. Rimaniamo a Padova, ma cambiamo decisamente tema, andiamo in fiera. È stata una giornata importante, firmato oggi infatti il protocollo d'intesa per realizzare con l'università un polo di ingegneria all'interno di uno dei padiglioni. Una firma storica che apre i cancelli della Fiera di Padova all'università, 2 realtà, quella della formazione e quella imprenditoriale, che si incontrano e che daranno vita al nuovo hub dell'innovazione. Il polo, che ospiterà oltre 3.000 iscritti alla facoltà di ingegneria, verrà realizzato al posto del padiglione 2. Qui, in circa 1.000 metri quadri, lavoreranno e studieranno fianco a fianco studenti e piccole imprese. Insomma, teoria e pratica con le linee produttive si fonderanno per portare avanti progetti innovativi. Un investimento da 15 milioni di euro che dovrebbe essere disponibile per l'avvio dell'anno accademico 2021-2022. Questo è un polo di innovazione perché mette assieme la formazione, quindi l'insegnamento, sapete, aule nuove vuol dire anche qualità delle aule, innovazione nella didattica, con i laboratori congiunti impresa-università e con la realizzazione dei prodotti, quindi con tutta la parte fieristica. Per il quartiere fieristico una svolta importante, il primo passo verso la rinascita dopo un periodo buio che si è chiuso con lo stop del contenzioso con il socio privato. Noi abbiamo fatto un grande lavoro in questi 2 anni per riportare la fiera a società pubblica. Questa è la prima puntata, la seconda è farla funzionare. Non è cosa facile, però sono convinto che tutti i soci assieme, con l'impegno di tutti, noi riusciamo a venire fuori a grande. Ora la gestione pubblica dell'ente punta a rilanciare la fiera grazie alla presenza dell'università, di eventi espositivi di rilevanza e del futuro centro congressi che dovrebbe essere pronto nel 2021. Adesso invece completeremo il centro congressi sta rispettando i tempi previsti e quindi siamo convinti che già dal 2021 saremo in grado non di occuparlo in maniera completa, perché voi sapete che questi eventi si organizzano per realtà importanti come il nostro centro, un centro con oltre 3.000 persone, si organizzano con un anticipo di 2-3 anni, quindi noi stiamo cominciando a fare adesso un'attività di promozione sicura. A 18 anni dai terribili attacchi terroristici che hanno colpito il cuore degli Stati Uniti e di tutto l'Occidente, oggi a Padova una cerimonia per ricordare le vittime. Le bandiere americana e italiana sulle note degli inni nazionali. Padova, come ogni anno, ricorda le vittime dell'11 settembre con una toccante cerimonia a cui ha preso parte anche la console generale americana. Sotto il
monumento a memoria e luce dell'architetto Daniel Libeskind, squarciato da un pezzo di lamiera delle Torri Gemelle recuperate dai Vigili del Fuoco, il pensiero e la memoria corrono a quel drammatico giorno del 2001, quando il mondo intero rimase sconvolto dal folle attacco terroristico. 18 anni fa si consumò un orrore che rimarrà indelebile nella storia. Occorre tenere la guardia alta perché il brodo primordiale che fu alla base di quel massacro non è ancora sconfitto, ha detto nel suo discorso l'assessore regionale Marcato. Dal console americano un appello perché la politica non fomenti l'odio. È importante parlare di inclusione e parlare di riunire per tutta l'umanità. La cerimonia, dopo la deposizione delle corone di allora ai caduti, ha ricordato le vittime con una rappresentazione teatrale degli studenti del liceo Cornaro. Vi ricordo subito dopo i nostri telegiornali a 20:10 in studio con noi e con il direttore Luigi Baciali ci sarà il costituzionalista Mario Bertolissi. Io mi fermo qui e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Una buona serata, arrivederci. Bentrovati al meteo. Prevale l'alta pressione, garantendo così una giornata serena praticamente ovunque. L'estate settembrina ci regala anche un apprezzabile aumento termico, ma vediamo il dettaglio di giovedì 12 settembre. Sul Veneto il tempo sarà stabile e soleggiato, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi dappertutto, non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Clima sostanzialmente gradevole con temperature minime tra 10 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 28 gradi circa. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia con ampio soleggiamento, anche qui il cielo sarà sereno e non sono previste precipitazioni. Temperature invariate, minime tra i 14 e i 18 gradi, massime tra 25 e 27 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, poche novità, ampio soleggiamento ovunque, salvo per innocui addensamenti sui settori di confine. Temperature minime sui 13 gradi, massime tra 27 e 28 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.